Un grandissimo buonasera a tutti, carissimi amici telespettatori e ben sintonizzati in nostra compagnia su Scoop Eventi. Vi ricordo che se volete contattare la programmazione di Scoop Eventi, il numerino, quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080, altrimenti l'email redazione scoopeventi@hotmail.it. La serata di quest'oggi è una serata molto importante, molto interessante. Sono venuti a trovarci due ospiti molto conosciuti nel territorio veneto. Alla mia destra abbiamo qui con noi il nostro opinionista Luca Demo. Luca, ben ritrovato. Buonasera, grazie mille per la vostra accoglienza, buonasera a tutti quanti i nostri telespettatori. E alla nostra sinistra abbiamo Fabrizio Russo. Fabrizio Russo è un grande professionista nel settore del turismo e grande appassionato di sport nautici. Buonasera Fabrizio e ben ritrovato. Buonasera a te Diana e buonasera a tutti i telespettatori. Bene, prima di presentare i nostri ospiti direi di mandare in onda il nostro videoservizio riguardante la Fiera dei Santi a Monselice, quindi prego regia con le immagini e noi ci vediamo dopo. Un grandissimo buonasera a tutti, carissimi amici telespettatori. Quest'oggi ci troviamo alla Fiera dei Santi a Monselice. Come potete vedere siamo in splendida compagnia, siamo insieme all'assessore, il signor Stefano Peraro. Assessore, per me è davvero un immenso piacere poterla conoscere, essere qua con lei quest'oggi. Se magari vuole dire ai telespettatori a casa come si è aperta quest'anno la manifestazione. Ma la manifestazione si è aperta questa mattina con l'inaugurazione della fiera agricola della Fiera dei Santi, operativa il 1° e il 2 novembre come da tradizione. Una tradizione che va indietro nel tempo perché la prima Fiera dei Santi risale al 1400. Negli anni la città si è sempre preparata a questo appuntamento, molto atteso da tutti i cittadini di Monselice e non, ed è un appuntamento importante perché oltre alle attrazioni, agli ambulanti e alle giostre ci sono anche la fiera agricola, la mostra di pittura e la mostra micologica. Assessore, magari avete qualche prossima manifestazione in mente, qualcosa di speciale che state organizzando? Ma veniamo dalla settimana scorsa da Colori e Sapori d'autunno, la tradizionale Fiera dei Santi. Adesso ci prepariamo per il Natale perché vogliamo che veramente Monselice diventi una città da vivere per tutti i turisti che vogliono venire nel nostro territorio. Beh, che dire Assessore, noi la ringraziamo per il suo tempo, per le sue parole, le auguriamo uno splendido proseguimento di giornata e alla prossima, grazie. Grazie. Ciao, sono Luisa, questo è il mio fidanzato Fabrizio. Siamo qui a Monselice, in questa bellissima Fiera dei Santi, e c'è un sacco di gente e ci stiamo divertendo molto. Adesso volevo fare anche il saluto a casa a mio figlio Michele che mi sta vedendo e un buon saluto a tutti. Buon pomeriggio, ciao, arrivederci. Saluto tutti gli ungheresi, saluto mio figlio Mirko, ciao amore, ci vediamo presto. Ciao, ti mando un bacione, ciao amore, ciao, ciao.
Buonasera a tutti, sono Claudio Barillari, il titolare del Bar Sport. Benvenuti a questa meravigliosa manifestazione. Spero che sia di gradimento a tutta la popolazione e ringrazio prima Free per questa intervista. Grazie e buonasera. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, come potete vedere abbiamo visto due ospiti. Intanto buonasera a tutte e due, se magari volete presentarvi. Io sono Simone Carturan. Buonasera a tutti, presento il di Luca. Allora, vi state divertendo in fiera? Assolutamente sì, siamo contenti di questa manifestazione organizzata al meglio. Ma siete qua di Monselice? Assolutamente sì, Siamo facciamo parte. autoctoni, siamo originari di Monselice, molti anni che la frequentiamo e a confronto delle altre fiere che vediamo nei dintorni, la nostra è decisamente un qualcosa di superlativo, davvero. Quindi vi invitiamo tutti a venire perché è magica, magica, magica. Beh, complimenti perché rappresentate molto bene il vostro territorio. Volete magari salutare qualcuno a casa, le persone che vi vogliono bene, che vi seguono? Assolutamente sì, saluto la mia famiglia che ci starà sicuramente seguendo da casa, la fidanzata che è lì che ci riprende là dietro e tutti i cari amici che sono qua, che staranno facendo il carico nelle vene di alcol. Ma è bellissimo, certo, soprattutto la mia ex che in questi casi comunque, e poi i miei genitori che comunque sono una gran spalla per noi. E grazie a tutti, davvero, è fantastico, venite. Beh, complimenti perché avete portato un po' di allegria e che dire, io vi auguro una splendida continuazione, speriamo di vederci ancora. Vi ricordo che il video servizio lo troverete anche su YouTube, quindi potete anche condividerlo con tutte le persone che volete bene. Perfetto. Viva Monselice! Viva Monselice sempre! Salve, io sono Massimiliano, vengo da Londra, sono sceso per trovare i miei amici e la mia famiglia per questi giorni di sagra, di fiera, che per me è una tradizione, ogni anno scendo per questo fantastico evento e dove trascorriamo un po' di tempo assieme con i miei amici. Siamo di Tribano noi, salutiamo Marco Contatto, detto il Bulldog, che è il nostro amico che ci seguirà alla casa sicuramente. Beh, comunque la fiera vi sta piacendo, vi state divertendo, vedo che siete una grossissima compagnia, siete belli, vi vedo felici, anche una bambina. Ecco. Avete magari qualcuno a casa in particolare che volete salutare anche voi? Io volevo salutare Marco Contatto che abita assieme a Tribano, un nostro amico. Ciao Bulldog. Vuoi salutare la tua famiglia? Sì, ciao suocera. Saluto tutti quelli che mi conoscono. E vuoi salutare qualcuno anche te? Ciao a tutti. Bene, che dire, io vi ringrazio e buon proseguimento. Alla prossima. Grazie. Di nuovo qui, carissimi amici telespettatori, intanto spero che il nostro videoservizio sia stato di vostro gradimento. Luca, se magari vuoi presentarti ai telespettatori a casa. Sì, grazie mille. Allora, io sono Luca Demo, ho 38 anni e vivo alle porte di Padova. Ho iniziato negli anni 90 come DJ, poi in realtà a 21 ho cambiato il mio percorso e sono diventato quello che volgarmente si dice un animatore turistico. Tuttora oggi mi occupo di spettacolo e intrattenimento, queste sono le mie mansioni più importanti, ecco, diciamo. Beh Luca, intanto per noi è davvero un onore averti qua con noi, è davvero anche un piacere. Tu quest'oggi rappresenterai all'interno di Scoop Eventi il ruolo di opinionista, in più abbiamo preparato, come già i telespettatori a casa sanno, lo spazio dedicato all'oroscopo. Vi ricordo che per quanto riguarda l'oroscopo non sono né io né Luca né Fabrizio che lo prepariamo, ma è la signora Maria, una signora di 70 anni che ogni volta ci manda i segni, è molto appassionata e tutti quanti, anche i telespettatori a casa, ce li chiedono. Magari Luca, dopo se hai piacere, li leggerai tu per noi. Certo, ecco. Intervistiamo il nostro ospite e poi sarò ben felice di leggere quello che la nostra signora Maria ci ha mandato per questa volta. Grazie Luca. Beh, intanto Fabrizio, ben ritrovato. Grazie. Come dicevo prima, Fabrizio Russo è un professionista nel settore turismo e grande appassionato di sport nautici. Fabrizio, se magari vuoi raccontarci la tua storia, so che comunque hai anche realizzato un libro che ha riscosso un gran successo con tutta Italia. Sì, anch'io come Luca
che ho conosciuto questa sera provengo dal mondo dei villaggi turistici, dove inizialmente il mio ruolo era quello proprio di istruttore di canoa, tanto per cambiare, e poi vabbè, in quei posti si sa che si fa tutto, dal portare le valigie fino agli spettacoli serali. Comunque il mio ruolo principale era proprio quello. Da lì non mi sono più fermato e tuttora, ripeto, sono un grande praticante e di conseguenza ho conosciuto poi tutta una serie di appassionati provenienti da un po' tutta Italia e l'estero, e da lì sono nate queste manifestazioni, in primis Padova in Voga, di cui ho detto prima, giunta all'11ª edizione, e poi quest'anno è stata partorita una seconda manifestazione, quindi prima edizione di un raduno per kayak da mare volto ad esplorare la costa tra Cabice e Pesaro, quindi parliamo del nord delle Marche, dove c'è un bellissimo parco naturale poco conosciuto, si chiama San Bartolo, e per la prima volta è stato organizzato un evento canoistico volto proprio alla scoperta di questa particolare zona costiera. Beh Fabrizio, io so che comunque diversi giornali hanno scritto di te e ti hanno preparato diversi articoli, se magari vuoi raccontarci un po' degli articoli che ti hanno preparato. Ma allora, per quanto riguarda gli articoli, se parliamo delle cose recenti, sono usciti proprio sia per questo raduno, questo nuovo raduno che si chiama Costa delle Falesie, e quindi è stato un po' uno scoop, nel senso che mai in quella zona c'era stata un'iniziativa di questo tipo. E poi gli ultimi articoli usciti sono quelli relativi a Padova in Voga, dove ci sono stati degli articoli preventivi usciti domenica e degli articoli consuntivi usciti poi il lunedì, con un po' il resoconto di come era andata l'evento. Ecco. L'evento, fra l'altro, come dicevo prima, è stato un evento record perché 170 partecipanti non erano mai stati raggiunti, e di conseguenza sono anche molto soddisfatto perché vuol dire che la cosa piace. Per la prima volta c'è stata una nutrita partecipazione di canoisti, diciamo, di pagaiatori in SUP, che è una specialità molto di moda ultimamente, specialmente tra le fasce più giovanili. L'avrete vista sicuramente al mare perché si voga in piedi su delle tavole tipo tavole da surf. Ecco. Quest'anno per la prima volta ce n'erano molti che hanno partecipato lungo i canali della città. E Fabrizio, se magari i telespettatori a casa volessero contattarti, come possono trovarti su Facebook? Ma allora, su Facebook io ho un gruppo che si chiama Calypso Adventure, Calypso con la Y, in onore del comandante Cousteau, che è stato il mio ispiratore di tante cose relative al mondo così dell'avventura, della nautica. E su questo gruppo io pubblico tutto quello che riguarda sia le iniziative mie in questo campo, sia anche eventi ed altre cose particolari, sempre in campo canoistico prevalentemente, a livello nazionale e non solo. È un gruppo che ha già oltre 600 membri, tutte persone appunto praticanti che praticano questo sport, e di conseguenza è anche un modo per scambiarsi un po' opinioni, fare nuove conoscenze, eccetera eccetera. E per quanto riguarda il libro che ci hai portato, Il diario di un canoista, se magari vuoi raccontarci un po', Sì. un po' di storia, ecco. Ma allora, il libro fondamentalmente è uscito un po' di anni fa, parliamo del 2012, quindi ormai il tempo vola, sono passati 10 anni. È uscito, fondamentalmente si tratta di un diario, anzi 2 diari di viaggi avventura che ho organizzato e compiuto io negli anni '80. Ecco, uno riguarda l'Adriatico, in particolare da Porto Caleri a Porto Recanati. È stato un viaggio di 300 km organizzato per festeggiare i miei esami di maturità. Ecco. E quella è stata la prima esperienza che mi è piaciuto poi, come dire, mettere su carta per non dimenticare tanti dettagli, tante emozioni vissute in quei 300 km. Qualche anno dopo invece mi sono cimentato in un percorso invernale da Torino fino a Venezia, quindi lungo il fiume Po, per poi con proseguimento attraverso anche la Laguna Veneta, e la caratteristica in questo caso erano 600 km di percorso, con la caratteristica particolare di essere effettuati in pieno inverno, parliamo di dicembre, e il dicembre del 87 non era come il dicembre di oggi, ecco, le temperature erano leggermente più rigide. E anche in questo caso avevo tenuto un diario che scrivevo la sera in tenda,
E a distanza poi di anni ho sempre avuto poi la voglia di uscire e pubblicarlo, e quindi nel 2012, in occasione di un mio compleanno, c'è stata questa opportunità. Fabrizio, e Luca voleva farti una domanda. Certo. Sì, io ho un paio di domande. Una di queste è, volevo sapere il range di età, diciamo così, di quelli che si stanno un po' affacciando a questo sport ultimamente, in questi anni, insomma. Allora, sembrerà strano, ma allora, è un po', diciamo, frazionato. Nel senso, per quanto riguarda ad esempio il kayak da mare, il range d'età va dai 40 in su. Anche perché un kayak da mare comunque costa, di conseguenza magari un quindicenne, un diciottenne può avere difficoltà. Per quanto riguarda invece il SUP, questa nuova specialità che dicevo sta avendo un grosso successo, è più basso. Diciamo che la fascia dei ventenni e dei trentenni è molto attirata dal SUP, soprattutto le donne perché stanno in piedi, si abbronzano, e quindi la cosa È anche un bel vedere. uniscono l'utile e il dilettevole. Se poi parliamo di altre specialità come la canoa canadese, quella, tanto per intenderci, degli indiani, quindi con le punte rialzate così, che è una canoa molto adatta per fare lunghi percorsi, può caricare tanto materiale. In quel caso lì lo stesso, l'età media non è bassissima, parliamo sempre di persone mature. I più giovani però più che altro si dedicano all'agonismo, ecco, quindi sono iscritti in vari club e si dedicano proprio al discorso gare, cosa che invece il target più adulto si dedica all'escursionismo amatoriale. Volevo farti un'altra domanda, se è possibile. A che età ci si può avvicinare a questo sport? Beh, comunque è importante, moltissimi sport si iniziano già da molto giovani, da molto piccoli. Questo è uno sport che è aperto da qualsiasi età, oppure Sì. consiglieresti un'età? No, è aperto a qualsiasi età, chiaramente diciamo può essere dagli 8, 9 anni, 10 anni, ecco, quindi... Comunque in età giovane. Sì, e fino non c'è limite. Io ho conosciuto delle persone, dei canoisti di oltre 80 anni che hanno fatto dei percorsi di centinaia di chilometri con la tenda, eccetera, eccetera, per cui è uno sport che non crea sforzo cardiaco, perché è uno sforzo costante, di conseguenza il fisico non viene sovraccaricato, e per cui anche una persona avanti con gli anni può tranquillamente praticarlo. Beh, lo sport fa sempre bene, quindi sicuramente anche le braccia avranno fatto un po' di muscoli, giusto Fabrizio? Le braccia sicuramente, anche la schiena, i dorsali sicuramente. Ma col lavoro riesci a combinare anche questo hobby, questa tua passione, che comunque è anche diventato... Il lavoro è una cosa, anche se mi occupo di turismo, di conseguenza sono cose che in qualche modo si collegano. E comunque io, per quanto riguarda la canoa, mi ci dedico nei weekend fondamentalmente, ecco. Bene Fabrizio, noi ti ringraziamo Grazie a voi. delle tue parole, della tua presenza, e siamo davvero stati felicissimi che quest'oggi hai accettato il nostro invito. So che comunque tu sei una persona molto impegnata lavorativamente, quindi non è neanche stato facile, Luca, trovarlo. E che dire Fabrizio, vuoi magari salutare qualcuno a casa, e dopo direi di passare allo spazio dedicato all'oroscopo, perché le signore a casa, sai Luca, se noi chiudiamo senza oroscopo dopo mi uccidono. Ma volentieri io saluterei tutti i telespettatori, se poi c'è anche qualche mia conoscenza, qualche amico o amica, a maggior ragione li saluto da qui, dagli studi di Prima Free. E hai magari Fabrizio qualche altro evento che stai organizzando, che magari vuoi promuovere, perché comunque tu organizzi anche dei bei eventi? Ma allora, quello è un altro ambito che mi deriva appunto dalle mie esperienze pregresse in villaggi turistici, cioè la passione di organizzare delle feste, generalmente feste a tema, come può essere Halloween, Carnevale, Capodanno o altre cose, però ambientate in location particolari, soprattutto in questa zona qui del Veneto. Parliamo di castelli, ville, feste in barca, cose di questo tipo. Siamo proprio reduci di un evento di questo tipo che c'è stato lunedì, quindi per Halloween, e ha avuto un notevole successo, anche perché dopo 2 anni rotti di sacrifici dovuti al Covid, la gente ha una enorme voglia di divertirsi, di scatenarsi, e quindi è stata una serata veramente Puoi anche dire il nome del locale, Fabrizio? Il locale sì, molto volentieri, anche perché ci siamo trovati come organizzazione molto molto bene. Si chiama La Torre e si trova in una frazione di
2 Carrare, provincia di Padova, a Cornegliana per la precisione. Ecco, E quindi saluto, ecco, a maggior ragione saluto Jimmy, che è il titolare, che ci ha veramente trattato molto molto bene e ha preparato una cena veramente deliziosa. Squisita. Bene Fabrizio, noi ti ringraziamo e che dire Luca, adesso è il tuo momento con l'oroscopo. È arrivato il momento dell'oroscopo. Allora io direi di partire con il Toro. Ecco. Va bene? Ok. Visto che comunque loro di solito sono un po' caldi, diciamo così, per cui partiamo con il Toro. Se nella tua vita amorosa volano scintille, appunto, vedi che Ecco. restiamo in tema, ti stessi e non sai cosa fare? Ti stressi? Ti stressi, scusate, sì. Ti stressi e non sai cosa fare, ma la tua vita amorosa è più fredda di quanto sia stato il tuo cuore per un po'. Aia, questo non è il massimo, mi sa, per Mi i sa segni che le del Toro. scintille qua del Toro. Siamo tornati un po' freddi. Ti senti frustrato perché non lo vuoi nella tua vita, per cui non vuole essere freddo il Toro, e mi sembra anche abbastanza normale, essendo lui comunque un segno molto caldo. Sei confuso, ma devi sapere di cosa hai veramente bisogno nella tua vita e nel tuo cuore, soprattutto se vuoi mantenerlo caldo, giusto? Eh sì, beh, il segno del Toro comunque è un segno molto interessante e io Luca conosco molto bene i segni grazie alla signora Maria, dove colgo l'occasione di salutarla, sicuramente ci starà seguendo a casa. La signora Maria è proprio la persona ufficiale che scrive insomma l'astrologia, ci prepara tutti quanti i segni, però avendo un'età un po' avanzata, dai 70 anni in su, non vuole comparire in televisione, un po' perché anche per privacy diciamo, però ci fornisce tutti i giorni l'oroscopo aggiornato. Solitamente i telespettatori a casa, Luca, sono sempre soddisfatti perché si rispecchiano in quello che noi diciamo e quindi la ringraziamo a casa. E allora direi che devo andare a leggere il tuo segno. Ah, vabbè. Va bene, ok. Questo mese può portare un po' di dramma nella tua vita amorosa. Ecco, vabbè. Subito, così. Come va la tua vita amorosa? Divinamente. Allora vedi, è giusto che arrivi un po' di dramma, mi sembra anche, Sì. mi sembra anche giusto. Ma non devi preoccuparti, vedi? Assolutamente. Riuscirai a sopravvivere allo stress e tutto ciò che propone, che ti viene incontro, tutto ciò che la vita ti propone e ti viene incontro. L'amore non si sviluppa nel modo in cui hai in mente, caro Vergine. Per cui non è proprio la filosofia, ma io non ho in mente niente, quindi praticamente sono aperto. Forse allora il problema è questo. Non lo frega nessuno. Ma non devi pensare che tutto ciò che hai fatto finora sia stata una perdita di tempo. Anzi, ogni sforzo avrà la sua giusta ricompensa. Meno male, mi fa piacere. Sul finale ti sei salvato, mi sa Sì, Fabrizio. Ecco perché. Vi saprò dire. E Luca, se magari vuoi accontentare anche una persona molto molto importante in studio, che sarei io, se puoi leggere il leone magari mi faresti contenta. Allora, andiamo sul leone. Eccolo qua. Un po' esibizionista. In questo periodo come ti trovi? Da Dio. Sì? Mamma mia. Bene, allora, ok. Speriamo che la signora Maria abbia previsto per te un non buon... Maria De Filippi, però Maria. No, Maria, ma la signora Maria che, Maria. Che ci dà sempre gli oroscopi. Sì. Devi sforzarti di includere il piacere personale. Ah, wow. Vedi, come prima frase già... Per cui devi pensare un po' che vieni anche prima te stessa. Ah sì, ma quello sempre era già in promemoria. Come un nuovo lavoro ogni settimana, perché proprio qui dici di prenderlo come impegno per te. Sì. A novembre sentirai un grande desiderio di accontentare tutti i tuoi desideri. Ecco. Hai sì. desideri che stai inseguendo, che vuoi inseguire? Beh, sinceramente desideri no, sogni sì. Sogni anche il nostro lavoro, quello che facciamo tutti insieme, di realizzarci, ecco. Poi a me piace, Luca, aiutare anche gli altri a realizzare i propri sogni. E vedi che appunto qui è proprio scritto all'inizio che devi pensare un po' più a te stessa, Sì. mi sembra giusto. Sì. E in amore come sei messa? In amore non sono messa. Allora, l'amore diventerà qualcosa di molto importante nella tua routine quotidiana, pensa. Okay. Per Sì, di cui solito si innamorano gli altri, io non mi innamoro, se mi innamoro ben venga, grazie. è l'unico modo che troverai per scaricare lo stress al massimo.
Ecco, beh dai, Pensa. è uscito bene allora il leone, siamo salvi questa felice? volta. Sì, sì, felicissima, Luca, ti ringrazio. Grazie mille. Allora, andiamo sulla bilancia. Sì. Non so se magari qualche nostro amico, Mio amica da padre è casa bilancia. sia... Ecco, il papà è bilancia, bene. Questo mese i bilancia, per cui anche tuo papà, saranno interessati nel flirtare più del solito. Sì, lui è professionista in questo. Sì. Ok? È sposato ancora? No, no, non c'è più. Ok. Non c'è più, single. Single. Single per Allora, scelta. può farlo. Scelta Allora, divina. Può farlo. Il problema è che ci sono persone del passato che cercano di tornare nella tua vita. Del Per cui bilancia. qualche vecchia fiamma. Sì, Potrebbe sicuramente. essere magari. Ma lui è Chi lo pieno sa? di vecchie fiamme, quindi Ah, ecco, sicuramente. c'è più di qualcuno che potrebbe cercare di tornare allora. Sì. Sì, la tua vita amorosa andrà a fuoco, ma non lasciare che le vibrazioni negative tornino nella tua vita. Per cui può essere che queste influenze, magari del passato, siano un po' negative. Sì. Tuo papà o gli amici della bilancia non si devono fare assolutamente influenzare. Se hai una relazione, la passione sarà più presente che mai, dandoti l'opportunità di provare cose ed esperienze nuove. Beh, penso che la bilancia sia un buon segno. Luca, io lo conosco. E, come dice la signora Maria, io lo dico anche ai telespettatori a casa di questo segno, la bilancia solitamente è un segno che non ama litigare con le persone, è un segno molto accondiscendente, molto diplomatico e solitamente vince sempre sulla sua vita perché riesce ad andare d'accordo con tutti. Probabilmente, essendo una bilancia, sa dosare, diciamo così, il modo di comportarsi con gli altri. Sì. Proseguiamo, andiamo con il cancro. Un Il altro cancro, segno- accontentiamo una nostra Ecco. carissima amica che ci segue da casa, Jenny, e la salutiamo. Jenny Certo, salutiamo Jenny e andiamo a leggere il suo oroscopo. Non è salutare lasciare tutto per una persona. Ok, lavoro, impegni, amici, non è una cosa giusta per voi del cancro o per la nostra amica Jenny. O dare assolutamente tutto senza lasciare qualcosa per se stessi, quelli del cancro. A novembre dovrai cambiare atteggiamento per raccogliere più amor proprio, anche in questo caso, come nel tuo di prima, devono pensare un po' più a se stessi, questi del cancro. Devi lasciare che qualcuno si prenda cura di te e dovresti essere più egoista, in modo sano, chiaramente, non troppo. Bravissimo. Cancro, è giunto il momento di cambiare, per cui bisogna assolutamente cambiare, in modo sano. Beh, è un segno, Luca, è il segno del cancro nel mese di giugno e noi del Leone siamo io 23 luglio, che è il primo giorno, e loro sono dei segni molto buoni. Pensa che il cancro, in diversità del Leone, sono molto più sensibili. Sono persone che a volte ridono, a volte piangono, hanno due facce della stessa medaglia, però comunque di solito sono persone che, come hai detto te prima Luca, anche loro guardano tanto il bene delle altre persone e a volte dimenticano se stessi. Secondo me non è una cosa giusta, infatti dopo subentra il segno del Leone, che è il nostro segno, che dà insomma più grinta al cancro, perché anche l'ascendente, come sanno i telespettatori a casa, è molto importante, influenza tanto sul segno zodiacale delle persone. Però comunque è un bel segno anche il segno del cancro. Eh sì, è un bel segno, soprattutto sono comunque persone che danno veramente a se stessi, sì. agli altri, anche a volte annullandosi, anche se, come abbiamo letto, non è proprio una cosa da fare. Hai parlato di due personalità, siamo giunti ai gemelli. Ah, ok. Parlando di due personalità, chiaramente. Allora, cari gemelli, ti senti come se avessi bisogno di qualcos'altro? Sì, questo io conosco dei gemelli e loro prima è bianco, 2 secondi dopo è nero. Non penso di riuscire mai a capire questo segno. Di qualcos'altro che non hai, ma non vuoi nemmeno chiederlo, perché vorresti essere sorpreso per una volta nella tua vita, vedi, per cui pretendono anche. Ecco. Per cui, cosa succede? Quando poi magari chi ha la relazione di coppia gli dice no, ma però potevi fare questo, ma dovevi dirmelo, no, dovevi saperlo tu, e lì nascono poi i gemelli. Io veramente ne ho conosciuti 2 donne gemelli. È meglio... No, vanno presi però con dosi, con calma. Mi sa che anche i capelli hanno preso l'elettricità quando sono... Non vuoi essere egoista.
Beh, oddio, questo nei gemelli non è del tutto vero, ma senti che dai sempre il 100%, anche in questo caso è vero, nelle tue relazioni e vorresti anche ricevere ad un certo punto. È vero, solo che almeno per i gemelli che ho conosciuto io sembrano non essere mai felici, questo è il loro grande problema secondo me. Bene, io ho terminato con i segni per questa Grazie volta. mille Luca, io ti ringrazio, come dicevamo prima noi siamo quasi giunti al termine della programmazione. Vi ricordo che la puntata di domani ci sarà un ospite molto speciale, quindi mi raccomando tutti quanti sintonizzati su Scoop Eventi, verrà a trovarci una ballerina Luca brasiliana, lei Adamata, una delle ballerine più conosciute in tutta Italia, quindi mi raccomando domani tutti quanti sintonizzati e vi ricordo che se volete contattare la programmazione di Scoop Eventi il numerino è quello che vedete sovraimpressione, il 347 6999 080, altrimenti le mail, tanto la vedete sovraimpressione ma ve la ripeto, redazione scoopeventi@hotmail.it. Grazie mille a tutti e buon proseguimento di serata, alla prossima.